si deve vedere e stiamo perdendo l'esperienza di gradire a Dio, che è un passo di fede. Io, per me, questa storia di fede qua di tutti gli eroi, quello che mi attira tanto l'attenzione a Noè, che non conosceva neanche la pioggia, ha fatto un'arca per galleggiare. Lui non poteva neanche immaginare, ma ha fatto per fede, perché Dio lo ha rivelato. Per avere la fede è necessario una cosa: conoscere Dio. E è interessante la storia di Noè. Lui camminava con Dio. Io só posso avere la fede se la mia vita è un camminare per fede. Così iniziamo questo culto, adorando o nostro Dio, adorando, cantando e riconoscendo che la mia vita deve essere una conoscenza di Dio. E conoscendo Dio viene la fede. Preghiamo? Chiudi i tuoi occhi. E che possiamo in questo momento rivolgersi al Signore e possiamo in questo momento aprire il nostro cuore a Lui. E come abbiamo visto domenica scorsa di una guarigione e oggi anche un'altra guarigione, tante volte noi arriviamo qua con le nostre malattie, non solo fisiche, ma anche le malattie della nostra anima, e che abbiamo bisogno di una guarigione. Chiudi i tuoi occhi e preghiamo. Nosso Padre, offrirti un culto è un privilegio. Stare insieme ai fratelli e alle sorelle è un privilegio. Cantare, adorare, pregare, ascoltare, predicare, vivere la tua parola è un privilegio. E quando parliamo di privilegio è perché siamo gli unici a avere questo. Tante volte, Padre, noi diamo per scontato di stare qua una domenica. Ma che grande regalo tu ci dona, Padre. È un privilegio. Avere a casa un computer, una TV, un telefonino e poter vivere un culto ao Padre. E oggi, ó Padre, nós siamo qua davanti a te, nella tua presenza, vogliamo conoscerti e avere questa intimità con te, come tanti eroi che avevano questa esperienza con te. Avere a casa um computer, uma TV, um telefonino e poter vivere un culto ao Padre è un privilegio. Lo stesso Gesù è qua con noi oggi. E è la Chiesa che deve manifestare questa guarigione, questi miracoli, questa trasformazione. Siamo noi, è la tua Chiesa, è la tua gente. E che tu, ó Padre, possa riempire il nostro cuore, la nostra vita in questa celebrazione. Vogliamo adorarti, ó Padre, vogliamo celebrare, vogliamo gioire, vogliamo, Padre, fare una festa perché tu ci sei qua in mezzo a noi. È con allegria che ti offriamo questo culto. Grazie, grazie, ó Padre. E possiamo sentire la tua mano e sentire, ó Padre, il miracolo di trasformarti. Grazie. Grazie. Questo culto è per te. Vogliamo adorarti. Benedetto è il tuo nome. Benedetto è il tuo nome. Adoriamo. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen, Chiesa. Amen. Adoriamo. Possiamo offrire questo culto con gioia ao nostro Dio e con tanta allegria. Insieme ai fratelli e sorelle. Já hai fatto un sguardo? A quello al tuo fianco, alla tua destra, alla tua sinistra? Já hai detto adoriamo il nostro Dio? Se tu non hai detto, fa quello invito. Possiamo alzare in piedi, possiamo adorare e cantare. Gloria ao nome tuo, gloria ao nome tuo, perché è Lui che merita tutta la nostra lode e adorazione in questo momento. Adoriamo il nostro Dio. Ricevi la nostra lode, Signore, perché solo tu sei degno di ogni lode e di ogni onore, Padre. Grazie per questa settimana, perché ci hai portato qui, Signore, nella sicurezza, oh Padre. E siamo bene, Signore, siamo insieme, Signore, e noi lodiamo il tuo nome, Padre.
più arida, dove tutto sembra immobile, lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Lode al nome tuo, quando il sole splende su di me, tutto sembra incantevole. Lode al nome tuo. Dove sono le mani? Lode al nome tuo, quando vengo davanti a te, quel cuore triste e fragile. Lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Cantiamo. Tu mi porti via, tu mi porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu mi porti via, tu mi porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu mi porti via, tu mi porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu mi porti via, tu mi porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso Solo la nome di Chiesa. Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Aleluia, teu nome, Senhor. Ogni giorno si rinnovano le tue misericordie, e creato cielo e terra lodano te. Aleluia, teu nome, Senhor. Con i miei occhi non ti vedo, ma sento la tua presenza. Io ti amo. Io ti amo, ti canto in lodo te. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura
io trovo la forza in te per ricominciare. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me con la tua potenza nella fede che ho in te. Quel che sembra difficile O quasi? o quasi impossibile, io trovo la forza in te per ricominciare. Al tuo nome, Signore. La tua mano io sento su di me, Alleluia. i tuoi occhi sono su tutta la terra, le tue braccia sono sempre ad aspettare quel figlio che per sempre amerà. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me con la tua potenza nella fede che ho in te. Quel che sembra difficile o quasi impossibile, io trovo la forza in te per ricominciare. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me con la tua potenza nella fede che ho in te. Quel che sembra difficile o quasi impossibile, Io trovo io trovo la forza in te per ricominciare. Io trovo la forza in te per ricominciare. Io trovo la forza in te per ricominciare. Alleluia, tu nome, Signore. In Giovanni 15 c'è scritto: se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Poi Giovanni 14, dal 12-14 c'è scritto: in verità vi dico, che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà dei maggiori, perché io me ne vado al Padre, e quello che chiederete nel mio nome io lo farò, finché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiedete qualsiasi cosa nel mio nome, e io farò. Noi lodiamo il tuo nome, Signore, perché noi sappiamo che tutto ciò che succede viene da te, e noi conosciamo la tua verità, noi conosciamo la tua via, Signore. Ed è questa mattina noi chiediamo che tu possa, Signore, farci ricordare delle tue promesse, farci ricordare che tu sei nel comando di tutte le cose, e farci ricordare che tutto ciò è in tuo nome noi siamo capaci di fare, perché nel tuo nome, se noi siamo collegati a te, il Padre viene manifestato in me. E io credo in questo, e credo che io posso fare tutto ciò che posso in quello che mi ha salvato, se io sono collegato al Padre mio. Amen? Lodiamo il tuo nome, Signore, questa mattina.
vostro cuore non sia mai turbato, abbiate fede in me, abbiate fede in Dio. Nella casa del Padre mio, un luogo preparato dove io vi riceverò, dove io vi accoglierò. Io sono la via, sono la verità, io sono la vita per chi crede in me, chi dimora in me, dimora anche nel Padre, chi crede in me, prodigi farà. Cantiamo? Il vostro cuore non sia mai turbato, abbiate fede in me, abbiate fede in Dio. Nella casa del Padre mio, un luogo preparato dove io vi riceverò, dove io vi accoglierò. Io sono la via, sono la verità, io sono la vita per chi crede in me, chi dimora in me, dimora anche nel Padre, chi crede in me, prodigi farà. Ciò che chiedete nel mio nome, ogni cosa che chiedete a me, per la gloria di Dio lo farò. Ciò che chiedete nel mio nome, ogni cosa che chiedete a me, Gloria! per la gloria di Dio lo farò. Tutta la chiesa? Sono la verità, sono la vita Per chi? per chi crede in me, chi dimora in me, dimora anche nel Padre, chi crede in me, prodigi farà. Alleluia.
promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei qui, toccando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, curando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita, adoro te, adoro te. Tu sei qui, restaurando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, 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 questo sei Signore. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, mio Dio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei. Vogliamo sentire la Chiesa? Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Solo tu sei miracoloso, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, 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 solo tu, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore. Questo
Dio di promesse, non c'è nel buio, Dio mio. È questo. Sei, Signore. Alleluia il tuo nome, Signore. E questo tu sei, Signore. Questo tu sei. Meraviglioso. E ci conduci, Signore, ogni giorno. In nome di Gesù, Signore, ricevi, Signore, questa lode che è direttamente a te. Amém, Gesù. Potete sedere. Preghiamo. Quando parliamo di questo Dio di promesse, le sue meraviglie, tante volte noi arriviamo con tutti i nostri dolori e crediamo che esiste un Dio che ci solleva, guarisce, la nostra anima soffre, c'è un dolore, ma c'è un Dio che guarisce. Viviamo un momento con tanta perdita, delle persone molto speciali, viviamo dei momenti molto difficili, ma c'è un Dio. Chiudi i tuoi occhi. Pensa nella tua vita, nei tuoi dolori. Tante volte pensiamo ai nostri dolori fisici, ma c'è un dolore di anima, una solitudine, un abbandono, un'amarezza, una mancanza di pace. Ci sono tante volte le tenebre. Nosso Padre, siamo qui con tutte le nostre debolezze. Siamo qui con tutte le nostre imperfezioni. Siamo qui. Fratello, la sorella ao fianco a me soffrono come io. Tutti noi con i nostri difetti, con i nostri problemi, ma siamo qui. E sei tu, ó Padre, que está guardando a ciascuno di noi con tuo sguardo di compassione, e tu mi ami come io sono. Quante volte noi gridiamo a te, misericórdia, misericórdia. Noi non meritiamo niente. Ma siamo qui, ó Padre, a adorarti. Siamo qui, ó Padre, perché riconosciamo che tu ci sei. Tu non sei soltanto in mezzo a noi, ma tu sei con noi. Lo Spirito Santo nella nostra vita è la tua presenza. E quando arriviamo qua, ó Padre, portiamo tante situazioni della nostra storia, o quanto vogliamo essere liberi per te, in te. Siamo qui solo per te, per adorarti. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ok, carissimi. Domenica scorsa, una storia di un ragazzo. Una storia di un ragazzo che era un paralitico, la fede di 4 amici. E hoje vediamo di un ragazzo che era per strada e non c'erano gli amici che lo portavano, ma lui aveva una voce che aveva fatto un grido. E adesso c'è un miracolo che succede. Leggiamo la storia qua di Marco capitolo 10, capitolo 10, versetti 46 e 52. E hoje parleremo della storia di Bartimeu. E Gesù stava passando per Jericó. E é interessante, se tu leggi nei 3 Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, é um racconto diverso ciascuno di loro. La parola di Dio è la autorità, è la potenza di Dio, è la rivelazione di Dio. Ma è interessante, Marco racconta in un modo,
Luca racconta in un altro modo e Matteo racconta in un altro modo la storia di Bartimeo. E quanto è bello vedere quando si unisce tutti questi tre racconti, percepiamo la ricchezza della parola del Signore. Non è perché esiste una diversità nel scrivere che la parola perde l'autorità, no. È nella diversità di si scrivere che la parola si diventa più ancora autorevole autorità per noi, perché è la rivelazione del Signore. Leggiamo qua oggi Marco, capitolo 10, 46 a 52. Poi giunsero a Jericó, e come Gesù usciva da Jericó com i suoi discepoli e com la gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeu, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito que aqui passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, che cosa lui stava dicendo adesso? Abbi pietà di me. E molti lo gridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermato-se, disse: Chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendolo: Coraggio, alzati, ele ti chiama. Allora o cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, lhe disse: Che cosa vuoi che ti faccia? Il cieco lhe rispose: Rabuni, che io recupere la vista. Gesù lhe disse: Vá, la tua fede ti ha salvato. Vá, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante ele recuperou la vista e seguiva Gesù pela via. Interessante vedere questa storia, um personagem que grida e um Jesus que ascolta. E quando stiamo lavorando in questo periodo, o senso de la Chiesa é ser um logo de guarigione, perché la Chiesa deve essere un logo, un gruppo di persone, o la Chiesa sono le persone che portano la guarigione alle anime che sono ferite. Una Chiesa che porta vita, una Chiesa che porta guarigione. Perciò noi dobbiamo credere che noi seguiamo un Gesù che ama trasformarci. Tante volte noi abbiamo un idealismo che la Chiesa, quando tutti arrivano qua, c'è una bacchetta magica alla porta che tutti si diventano perfetti. Tu já hai avuto questa ideia ou solo io? Io, quando pensavo di entrare na Chiesa, la prima volta pensavo: estou entrando nella casa dei santi, dei santi, dei santi, e c'è una bacchetta magica dove si entra, tutti sono perfetti. No! E é interessante que arriviamo qua con tutti noi, con i nostri dolori, sofferenze, problemi, imperfezioni, ma c'è un Gesù in mezzo a noi che ama fare una trasformazione nella nostra vita. Perciò questo incontro qua è un incontro che deve portare una trasformazione nella nostra storia. Perciò qua vediamo un ragazzo che fa un grido, un desiderio. Anch'io devo avere un grido, un desiderio per una trasformazione. Senza un incontro con Gesù non c'è una trasformazione. L'unico che può fare questa trasformazione è Cristo Gesù. E questo Cristo Gesù in mezzo a noi è la Chiesa che porta questa storia di Cristo Gesù per una trasformazione. Perciò un incontro con la Chiesa deve essere un incontro di trasformazione e di miracolo. La gente deve entrare qua e uscire trasformata. Caio, anche o pastore Caio deve entrare qui una domenica e deve uscire trasformato. Perché questo incontro con la presenza di Dio in mezzo ai fratelli, che io posso sentire che c'è una presenza soprannaturale di Dio e c'è la trasformazione. Per favore, non pensate in qualcosa mistica, ma pensate che nella presenza del Signore io trovo una guarigione per l'anima mia e di qua io devo essere trasformato. Perciò siamo noi come persone che dobbiamo camminare in mezzo alla gente e portare questa trasformazione. E è interessante che questo periodo, che cosa stava succedendo con Gesù? Era l'ultimo viaggio suo a Gerusalemme. Gesù sapeva che stava per morire. Marco 10, 32 e 34. Marco 10, 32 e 34.
Questo periodo, quando Gesù já era molto conosciuto, era l'ultimo periodo della sua storia dove tanti miracoli sono stati successi. Bartimeu sapeva, la gente sapeva. E Gesù adesso stava arrivando a Gerusalemme. Mentre erano in cammino, salendo a Gerusalemme, Gesù andava davanti a loro e si erano turbati. Quelli che seguivano erano pieni di timore. Ele prese di nuovo da parte i 12 e cominciò a dir loro le cose che stavano per accadergli. Noi saliamo a Gerusalemme. Il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, i quali lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Ma dopo 3 giorni, ele ressusciterà. Gesù estava com um grande problema davanti a sé ou não? Sim. Jesus sapeva de tudo questo. De uma condanna, de uma consegna, de um tradimento, de schernire di lui, sputare la faccia, de flagellare della morte. Jesus sapeva de tudo questo, estava caminhando a Jerusalém, estava em obediência ao Padre, ossia lui adesso per amore a noi, o amore e una obediência ao Padre, estava caminhando per una nova história anche per noi. Jesus sapeva che quello che stava succedendo con lui era in mezzo ai suoi dolori anche, e non era un viaggio semplice per lui. Non possiamo mai dimenticare che Gesù era uomo come noi. Ma lui sapeva che era lui o figlio dell'uomo. E perciò lui faceva quello viaggio, non era in modo molto semplice. Ora, questa strada che Gesù stava facendo, lui trova un ragazzo che si chiama, come si chiama questo ragazzo che abbiamo parlato all'inizio? Bartimeu. Gesù era in mezzo alla folla, c'era tanta gente, perché le persone stavano cercando adesso di portare Gesù a essere o grande ídolo, re, humanamente parlando. E se nós recordamos um pouco nella storia, era quella, Gesù stava arrivando a Gerusalemme per fare quella entrata famosa, dove tutta la gente diceva che cosa? Osana, o re del re. E Jesus stava per entrare in Gerusalemme con questo titolo. Ma prima di arrivare a Gerusalemme, tutta questa storia, c'era una folla che seguiva Gesù e c'era un ragazzo, un Bartimeu. Bartimeu conosceva la fama di Gesù. Per una chiesa, essa è una chiesa che possa trasformare le persone, deve avere una buona fama, deve essere conosciuta. Per una persona che possa portare trasformazioni alle persone tramite la presenza di Gesù, dobbiamo avere una buona fama. La nostra storia è importante. E tante volte noi cominciamo a perdere o senso della bellezza di una storia delle persone. Gesù in questo periodo di vita, soprattutto negli ultimi 3 anni, ha creato una bellissima storia. Gesù era famoso. E è interessante che Gesù era famoso soprattutto nella regione nord, dove era la Galileia, dove la maggioranza dei miracoli sono successi. Interessante vedere che la conoscenza di Gesù era al nord, ma in quel momento Gesù era al sud, stava arrivando a Jericó e a Gerusalemme, e è una strada molto pericolosa, e Gesù, nonostante che era più conosciuto al nord, stava al sud in questo momento per entrare a Gerusalemme, ma c'era una folla che lo seguiva, e questa folla proveniva anche dal nord, ma la gente sapeva chi era Gesù. Adesso cominciamo a immaginare per portare guarigione, portare trasformazione nelle persone, e Dio vuole usare la mia vita, vuole usare la nostra chiesa. Come è la mia storia? Come è la nostra storia di chiesa? Qual è la nostra fama? Sarà che la nostra fama già è arrivata là? E quando eu parlo di fama, non sto parlando di orgoglio, sto parlando della nostra identità, di quello che noi siamo. Se noi vogliamo portare trasformazioni alle persone,
la nostra identità deve essere molto bene conosciuta per trasmettere questo Cristo Gesù. Gesù era famoso per le sue guarigioni, per i suoi miracoli. Le persone seguivano Gesù per questo. Un gruppo era trasformato e seguiva Gesù non solo per questo. Gli altri no. Perciò che è interessante, ci sono delle persone che ci seguono per un interesse personale, ma ci sono delle persone che ci seguono perché vogliono seguire a Cristo Gesù. Non siamo noi a giudicare quelli che ci stanno seguendo, non siamo noi a giudicare quelli che stanno al nostro fianco, siamo noi soltanto a proclamare, a fare vedere questo che è Gesù. Perciò la fama di Gesù era una fama che ha cambiato la storia di questo ragazzo, e vediamo perché. Perciò Bartimeu in quel momento sapeva che Gesù já aveva guarito almeno 3 check, almeno 3. La Bibbia dice che Gesù ha fatto tanti miracoli che non sono stati scritti, ma 4 sì, sono stati scritti. E Bartimeu voleva essere o próximo. Perciò che Bartimeu qua, che cosa lui fa? Qual è o atteggiamento di Bartimeu in pubblico? Davanti a una folla, davanti alla gente, che cosa lui fa? Grida. Grida. Non è una, per favore, chiama Gesù. Non è come del Domenica Scorsa, quel personaggio che gli amici hanno portato da Gesù. Lui grida. O grido di Bartimeu era di avvicinarsi a Gesù, perché per lui in quel momento fosse l'ultima speranza. E veramente Gesù era l'ultima volta che passa per Jericó in quel momento. Tante volte noi conosciamo Gesù, conosciamo la sua fama, ma manca in noi questo grido delle nostre afflizioni, dei nostri dolori. Quante volte noi siamo nel nostro silenzio? Una cosa che ho imparato nella vita come pastore è gridare. Non è alzare la mia voce, io ho difficoltà di gridare con la mia voce, ma quello grido di anima, wow. Ieri mattina, c'erano dei fatti, delle situazioni, la mia anima in quel momento stava quasi piangendo. Era un grido. E noi dobbiamo gridare. È stato molto interessante che dopo quello grido, 2 o 3 cose subito, sono state risposte. O miracolo di Dio si è avverato in quel momento. Tante volte noi conosciamo Gesù, ma noi abbiamo dentro di noi quella paura di gridare. C'è un Salmo 142 che mi piace tantissimo. Io amo questo Salmo. E c'è una musica che un conosciuto nostro, anche più vicino a Astrid, che ha fatto in Brasília. E è un hino meraviglioso. Un giorno vogliamo tradurre questo hino, che è meraviglioso questo Salmo 142. Che cosa dice? Io grido con la mia voce ao Signore, con la mia voce supplico il Signore. E che cosa continua questo salmo? Sfogo o mio pianto davanti a Lui, espongo davanti a Lui la mia tribolazione. Quando lo spirito mio è abbattuto in me, tu conosci il mio sentiero. Sulla via per la quale io cammino, esses hanno teso un laccio per me. Guarda la mia destra e vede, non c'è nessuno che mi riconosca. Ogni rifugio mi è venuto a mancare. Nessuno si prende cura dall'anima mia. Io grido a te, oh Signore, io grido a te. Io dico, tu sei mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi. Io grido con la mia voce. Io grido, perché la disperazione di questo personaggio era fortissima. E è interessante che lui conosceva il Signore. Io grido. Questo ragazzo fu guarito perché ha fatto un grido. La Chiesa deve essere un luogo dove le persone sono guarite, ma le persone devono manifestare un grido. Settimana sono stato con una persona, è stato molto interessante. Nell'inizio dell'incontro, una chiacchierata sembrava molto semplice, leggera. E sembrava che finiva lì. Abbiamo fatto la preghiera finale. E quando ho fatto la preghiera finale, questa persona si alza e comincia a parlare. Comincia a parlare.
ha fatto un grido. Ha fatto un grido. Em aquele momento eu estava pensando, domenica eu devo predicar isso questo, de um Jesus que se ferma per ascoltare um grido. E adesso, pastore Caio já aveva o tempo quase pieno. Não importa, Jesus stava andando verso la croce, c'era tanti problemi, ma ascolta il grido di questo ragazzo. E mi sono fermato per ascoltare il grido di questo uomo. E lui ha aperto il cuore. O quanto é precioso um grido. E le persone tante volte stanno gridando a noi e noi não estamos ascoltando. La chiesa è un luogo dove il mio grido, le persone possono ascoltare. E o meu grido c'è una risposta. Eu devo gridare. Eu devo gridare perché io posso vedere adesso la liberazione. Gridare è sollievo, gridare significa ultima risorsa. Gridare significa non ce la faccio. E adesso entrano le persone e comincia a dare una guarigione, un appoggio, un sollievo, portare vita alle persone. Gridare da solo è una forte sfida. Puoi immaginare gridare in mezzo alla folla? E lui era conosciuto. Gridare da solo non è semplice, almeno per me. Ma tu puoi immaginare gridare a mezzo alla gente? È più difficile. E soprattutto le persone conosciute. Io non griderò mai, pastore. Che cosa diranno di me? Se eu vorrei essere guarito, in mezzo alla gente, in mezzo alla folla, in mezzo ai conosciuti, in mezzo ai parenti, ai familiari, ai colleghi, non importa. Io sono in disperazione. E c'è un grido. Ma è interessante che questo grido c'è una frase bellissima. Qual era il grido di Bartimeu? Fammi giustizia, Signore, perché io sono cieco e non riesco a vedere. Era stato questo il grido di Bartimeu? No. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Non era un grido egoistico nel senso, Signore, tu non vedi che io sono cieco? Tutti qua intorno a me riesco a vedere bene, riesco a vedere il colore degli alberi, riesco a vedere benissimo il cielo, ma io da piccolo sono cieco e tu sei o colpevole. Tante volte noi facciamo questo grido a Dio dicendo, Dio, eu estou vivendo questa situazione di miseria, questa sofferenza e tu sei o colpevole. No. O grido qua era uno solo. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Può darsi che nella sua anima lui poteva soffrire questo. Ma in quel momento la sua anima stava dicendo, abbi pietà di me. Non è una ingiustizia. Pietà, misericórdia, compassione. Entra nella mia vita, Gesù. Compatire, soffre con me, Gesù. Quante volte nós gridamos alla gente, alle persone, soffre insieme a me. O peso é grande. Non riesco. Perciò la chiesa è un luogo di guarigione perché io entro, io grido e le persone mi dicono, io sono con te. Io non lo so per voi, ma questa frase per me è una frase miracolosa. Pastore, io sono con te. Basta. Basta. Gridare per pietà è sapere che io sono un peccatore. Io chiedo la misericordia, non merito niente. È con te solo tuo Dio può agire. Rinnova. Se tu vuoi, Signore, cambia. Cambia. Se tu vuoi, Signore, transforma la mia storia. Se tu vuoi, Signore, fa qualcosa de novo. Bartimeu não há paura, não há vergonha. Affronta la folla, affronta le persone. Interessante che la gente non voleva che lui facesse questo, ma noi dobbiamo essere coraggiosi. Noi dobbiamo manifestare i nostri dolori. Tante volte il nostro orgoglio impedisce di gridare, il nostro orgoglio impedisce di stare pubblicamente davanti alle persone parlando di nostre sofferenze e problemi.
nós não possiamo avere paura di manifestare la nostra fede, perché la fede è credere un miracolo di Dio. Nós stiamo facendo tanti di questi incontri di preghiera tramite o Zoom, o tramite gli altri applicativi. Já mi è successo una volta, quando una persona ha cominciato a gridare. Eu me ricordo che quell'incontro di preghiera si è trasformato soltanto una preghiera verso il grido di quella persona. Quando nós stiamo davanti alle persone, se c'è qualcosa dentro, eu devo aprire o meu cuore. La guarigione verrà, ma se eu estou gridando, e não importa se c'è qualcuno davanti a me, non posso avere paura. Bartimeu, questo ragazzo, decide, vuole. Tante volte noi abbiamo paura e nascondiamo i nostri problemi davanti ai nostri familiari, davanti ai nostri colleghi, davanti ai nostri amici. Tante volte noi nascondiamo il nostro grido. Tante volte noi nascondiamo quello che noi stiamo vivendo com Gesù. Não importa. Eu devo gridar, eu devo manifestare pubblicamente dove è la mia speranza adesso. Lui non pensa negli altri, lui pensa nel suo problema e sapeva che era solo Gesù. Le persone quando arrivano a noi dobbiamo sapere che stanno passando di tanti ostacoli per gridare a noi. E ostacoli che noi non possiamo neanche immaginare. E quando lui grida per pietà, che cosa fa Gesù? Che cosa fa la Chiesa? Se ferma. Se ferma. Gesù, nostro grande maestro, se ferma. Quando nós sentiamo l'altro che grida, dobbiamo fermarci. Geremia 29, 11, 12, 13, è un testo che noi conosciamo benissimo. Perché o Gesù di ieri è lo stesso di oggi e di domani. E Geremia deve essere la realtà per la nostra vita. Che cosa dice Geremia 29, 12? Voi mi vocherete, voi verrete a pregar-me, e che cosa Gesù dopo farà? E eu vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete. Uau! C'è un segreto qua. Com tutto il vostro cuore. Bartimeu ha fatto un grido con tutto il suo cuore. Io non lo so se Bartimeu conosceva questo testo di Geremia. Può darsi di sì. Perciò che lui grida con tutto il suo cuore. Dio ti ascolta quando eu grido con tutto il mio cuore. La Chiesa, quando vede un grido di qualcuno con tutto il cuore, che cosa deve fare? Fermati, Chiesa. Tu te l'hai i tuoi problemi? Sì, Gesù aveva un grosso problema, stava pela morte. Si ferma. Stava camminando con la folla, si ferma. E tanto noi siamo attirati di lavoro, di orario, di famiglia, di incontro, di impegno. Fermati. Ascolta quello che grida a te. Fermati. E quando nós stiamo gridando, eu estou cercando una risposta. Quando esiste un grido con tutto il cuore, c'è un ascolto di Gesù. E noi come locali, come gente, come persona, ci fermiamo. Perché era un cuore spezzato, un cuore frantumato. Era un cuore che l'anima stava gridando. C'è una guarigione. Dio lascia tutto per un grido di pietà. Scusa, Claudio, usare il tuo nome adesso, ma mi ricordi te in questi 2 mesi quanto grido tu hai fatto. Chi non sa, Claudio ha perso suo papà e quasi ha perso suo fratello e la sua sorella. E la sua mamma ha sofferto anche. E lei è qua in Italia e loro sono in Brasile. Che grido tu deve aver fatto a Gesù? Scusa di usare il tuo nome, ma mi ricordo adesso. Quanti di noi gridiamo con tutto il cuore? Cuore spezzato, frantumato.
c'è un orecchio, c'è un fermarsi di Dio. Se tu non hai vissuto questa esperienza con il Signore, io ti consiglio, metti fuori i tuoi dolori, grida. Io sono sicuro che Lui si ferma. Tante volte noi prendiamo l'atteggiamento degli amici di Giobbe. Le persone gridano a noi e che cosa noi facciamo? Il problema è tuo, colpevole sei tu, ma tu non sai, perché tu non lo so, perché o problema, perché tu sei cieco, perché tu non hai fatto questo, perché tu non hai fatto quello. Io non vedo um Gesù così. Nós já estamos com o nosso peso e vem gli amici di Giobbe e ti inseriscono com l'altro peso. Estou com la mia sofferenza. E ho bisogno delle persone, di una chiesa, come Gesù mi ha insegnato. Si ferma e dà attenzione e ascolta. Perciò fermarsi è vedere una opportunità per guarire una persona. Fermati, fermati e ascolta quello grido delle persone intorno a te. Interessante che quando Gesù si ferma, Lui fa una delle domande che io penso più ironica che esiste nella Bibbia. Qual è stata la domanda di Gesù? Versetto 51? Gesù sapeva. Eu penso de questa domanda di Gesù, eu digo, Gesù, ma Gesù arriva a Zaccheu, a Bartimeu e dice, che cosa vuoi che tu faccia? Che cosa risponde lui? Sono cieco. Gesù sapeva, ma fa questa domanda. Nonostante sia chiaro davanti a Gesù, lui vuole ascoltare. E questa è una cosa preziosa quando noi stiamo camminando con le persone. Nonostante è chiaro davanti a noi, le persone vogliono parlare. E io devo ascoltare. Tu già hai ascoltato una storia 5 volte? La stessa storia 10 volte? Continua a ascoltare, Gesù fa questo. Sembrava una ironia di Gesù, ma Gesù ti sta insegnando questo. Lascia gli altri parlare. Dá um spazio agli altri in modo che loro possa sfogarsi davanti a te. Gesù poteva arrivare davanti a quello ragazzo, toccare, parlare, o guarire di quell'altro modo. Ma Gesù vuole ascoltare. E é questo interessante nella nostra vita, non lo so con voi, ma io penso che con voi siete uguali a me. Quando io parlo, quando io mi sfogo, já existe uma liberação de tanti dolori. E quando eu parlo com le persone, eu me sinto livre perché qualcuno mi ascolta. Quando eu parlo com meu Dio, eu me sinto libero perché Lui mi ascolta. Eu parlo com tutto il cuore. E Gesù vuole questo. E ti insegna questo. Nós dobbiamo imparare come Chiesa a fermarsi, a dare un tempo per ascoltare, a dare un tempo per sentire di nuovo la stessa storia, a dare un tempo che può darsi che sarà l'ultima volta perché verrà la guarigione di quell'anima. Tante volte vediamo delle persone tanto chiuse in se stesse, tante chiuse, ma quello sfogo è una liberazione. Perciò che in quel momento Bartimeu fa una cosa bellissima, lascia il suo mantello. E che cosa significa lasciare il mantello? Lascia la sua storia. Tutta la sua storia è stata trasformata da Gesù. Tutta la sua storia è lasciata indietro. Lasciare il mantello è lasciare quello che stava insieme a Lui per tutta la sua vita. Lascia il mantello e vá da Gesù. C'è qualcosa nella tua vita hoje che quando tu grida a Gesù, tu sai che tu devi lasciare? Um incontro com Gesù, uma transformação, existe anche uma decisão minha de lasciare qualcosa per Lui. E quando Jesus vede questa storia, fa qualcosa meravigliosa. Jesus recupera la vista, ma Gesù che cosa porta quell'uomo? La salvezza. E é bello, o incontro com Jesus não produce solo quello che io desidero, fa oltre. Ricordate di domenica scorsa? Quello ragazzo era
paralítico. E esce de quella sala caminhando, ma Gesù fece l'altra cosa. Perdonato, libero dei suoi peccati. Um encontro com Gesù, lui fa quello che ho bisogno, ma fa qualcosa in più di quello che ancora la mia anima non aveva percepito. O ragazzo della settimana scorsa portava tanta colpa, ma è stato perdonato. O ragazzo di oggi non sapeva dell'importanza dell'eternità e ha trovato la salvezza. Gesù dà salvezza a quell'uomo, perché questo ragazzo aveva che cosa? Messaggio della meditazione all'apertura del culto. Aveva una parola che in portoghese sono con 2 lettere, in italiano sono con 4 lettere. In romeno non so con quante lettere ci sono. In spagnolo mi sembra che sono anche 2, non lo so. Fede. Fede. Questo ragazzo aveva fede. È la certezza che è arrivata la sua guarigione. Un incontro con Gesù eu devo portare questa fede. E è interessante che Bartimeu segue Gesù perché adesso la sua vita è trasformata. Abbi fede. Abbiamo cantato o canto che mi ricordo che era o secondo oggi o terzo. Fede. È certezza. Non è qualcosa mistica. È una certezza. E perciò io grido a Gesù per la mia guarigione. La Chiesa è un luogo dove le persone arrivano ammalate e passeranno per un processo di trasformazione e saranno guariti, e quando saranno guariti staranno entrando nell'eternità con il nostro Dio, perché tutti noi qua dobbiamo ancora gridare per una trasformazione. Non c'è quella bacheca magica che io pensavo che esisteva alla porta. Tutti noi siamo imperfetti, ma dobbiamo gridare per la nostra guarigione, e questo Dio farà un miracolo nella nostra vita. Tu ce l'hai questo Gesù? La tua anima è guarita? Tu ce l'hai la salvezza? Tu ce l'hai l'eternità? Tu ce l'hai la fede, la certezza? Che sia la tua storia una nuova storia, una trasformazione della tua vita. Chiudi i tuoi occhi. Una bellissima storia di un personaggio come noi. Una meravigliosa storia di un Gesù che è lo stesso oggi qua con noi. Che ascolta un grido, una richiesta e fa di più. Nosso Padre, como é precioso vedere i testi que tu te lascia e na semplicità di un incontro di Gesù con un personaggio, con questo ragazzo. Allo stesso tempo che quello personaggio sono io che grido, allo stesso tempo questo Gesù che guarisce anche può essere io, perché lo Spirito Santo è con me. Allo stesso tempo che io grido perché ho bisogno, io grido perché non riesco, non ce la faccio, allo stesso tempo io ascolto un grido e devo fermarmi. Nosso Padre è una storia di vita, di trasformazione, che deve essere la nostra storia di vita, di trasformazione. Io ti ringrazio, Padre, perché fino ad oggi io posso gridare a te e tu ascolti il mio grido, quello grido di anima. Grazie. Io ti ringrazio, Padre, perché quanto è bello tu darmi delle persone che gridano. Mi insegna tante volte, Padre, a fermarmi. E tu mi hai insegnato. Ma io ho bisogno tanto di fermarmi
e ascoltare. Io prego per me, per questa chiesa, per ogni persona qua che oggi c'è questo grido che sembra che è fermo sulla gola, che possano essere liberi per gridare qua, ma che allo stesso tempo noi possiamo essere pronti a ascoltare e fermarsi e vedere la guarigione e la trasformazione e vedere quanto è prezioso ascoltare e essere una vita che guarisce e che transforma. Misericórdia, Padre, sulla tua gente, sul tuo popolo, su di noi, e guarisci le nostre anime, ma che possiamo gridare con tutto il nostro cuore. Con la mia voce io grido ao Signore, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Fa um sguardo alla persona a tuo fianco, come dizendo così: posso gridare a te? Ho bisogno di gridare. E possiamo, la porta è chiusa, che qua è aperta, ma sincerità tra di noi. Tutti noi portiamo un grido dentro di noi. Tutti noi portiamo. E dobbiamo fare. Facciamo la traduzione di questo inno con la mia voce, grido, Signore. E questo Signore mi ascolta. Gritiamo cantando? Qual è il cantico? Cantiamo questo primo cantico, momento di offerta, di décima consacrazione. Carissimo, questo momento di offerta è meraviglioso. Se tu sei a casa, tu puoi prendere lì le coordinate bancarie, fare un momento di offerta al nostro Dio. E questo faremo, Signore, adesso portando le decima, le offerte. E è bello questo. Possiamo gridare ao Signore, tu puoi dire: pastor, la mia situazione economica, io lo so. Per tutti noi è un momento difficile. Ma questa è la nostra risposta di offerta al nostro Signore. Facciamo con gioia, con allegria, e cantando questo cantico, possiamo stare in piedi e facciamo questa celebrazione con tanta gioia a Lui. E Lui vuole sentire anche questa nostra voce. Cantiamo, adoriamo e offriamo ao nosso Dio. Ode al nome tuo, quando la tua benignità
eleva, che ti prende, Signore, per le braccia e ci conduce in ogni momento, in ogni istante delle nostre vite, Signore. Io ti ringrazio perché tu sei qui con noi, Signore, che non ti abbandona mai, così come tu hai promesso. Noi possiamo confidare in ogni momento, Signore, in te. Grazie, Signore, la tua Chiesa ti ringrazia. Ti ringraziamo, Signore, perché sei tu colui che guarisce i nostri cuori, sei colui che sei presente, sei colui, Signore, che ti ristora l'anima, Padre. Io ti ringrazio per la tua presenza nella nostra vita, nella vita della tua Chiesa, Signore. Ti ringrazio per ogni persona che ha donato questa mattina. Ti chiedo, Signore, di benedire, Signore, ogni vita, Signore, e benedire anche l'amministrazione, Signore, di questi soldi, Signore, che servono, Signore, soltanto, Signore, per l'ingrandimento, Signore, della tua opera qui in questo posto, Signore. Benedici questa Chiesa, Signore. Resta con noi, Signore, che la tua parola possa produrre frutti, Signore, nella nostra vita ogni giorno, Signore. Noi ti ringraziamo nel tuo nome, Gesù. Amen. Grazie a tutti voi oggi, voi che siete la prima, seconda volta con noi, che Dio ti benedica e che tu possa sentire sempre una Chiesa qua che ti ascolta e che noi possiamo essere questa gente, questo popolo che possa fermarsi. Grazie alla tua presenza oggi, la prima, seconda volta, e che possa sempre vivere questa esperienza con il nostro Dio. Un camminare con Lui è prezioso. Ok? Gli avvisi? Franca, no? I libri sono finiti. Se volete prenotare potete parlare con Walter o con la Giorgia, lasciare il vostro nome. Walter mi ha detto che ha trovato ancora 5 libri là, no? 6 libri ancora ce l'ha, se tu vuoi c'è ancora 6 libri là in libreria, ma noi già stiamo prenotando anche per un'altra ordine, ok? Grazie a Dio e già possiamo pensare nel secondo volume, ok? Con le meditazioni. Prezioso lavoro, bellissimo lavoro di evangelizzazione. E proprio questa settimana una ragazza mi ha detto: Pastor Caio, ho bisogno di un libro perché la mia datore di lavoro ha bisogno di ascoltare la parola di Dio e di leggere. Così è prezioso evangelizzare con la parola del Signore. Ok? Non dimenticare, questa settimana Franca vuole dire una parola. Poi? Allora vi ruberò pochissimi minuti. Io volevo dirvi che ringrazio il Signore perché sono caduta sulle scale stamattina. E voi mi direte: ma passa questa, ringrazia il Signore perché hai caduta? Sì, lo ringrazio perché sono caduta del secondo gradino sul pianerottolo. Potevo cadere da metà scala, potevo cadere dalla cima delle scale e farmi veramente male. E tanti diranno: beh, è stato un caso che sei caduta. No, non è un caso. Io sono convinta che il Signore ha voluto premiarmi per la gioia che avevo nel venire qua stamattina. Amen. Ok. Così, prossima domenica, gli uomini, per favore, state vicino a Franca quando comincia a salire. E per scendere adesso anche, Ok, grazie. Va bene? Domani preghiera, martedì preghiera, studi biblici. Una settimana gioiosa con Nosso Signore e che Dio vi benedica. Tu che sei a casa, bellissima settimana nella grazia e grande presenza del Signore, un camminare con Dio. Un abbraccio e possiamo camminare sempre com essa experiência com o Senhor. Que Deus o benedica.